Anna Franceschini è il nuovo direttore del SERD di Belluno. Il suo insediamento è anche l'occasione per fare il punto sulla situazione delle dipendenze in provincia. Ricordiamo l'esperienza importante che si sta sviluppando in Auronzo per quanto riguarda l'alcologia, ma sono interessati i territori di Feltre, di Belluno, di Agordo e naturalmente appunto quello del Cadore. Ogni SERD ha la sua peculiarità, caratteristiche rispetto alle zone da dove provengono, per esempio l'Agordino, il Cadore. È chiaro che anche proprio a livello di utenza dipende un po' dalla storia, dalla riservatezza, per esempio nelle valli è più difficile che accedano ai servizi. Servizi che parlano di 1 migliaio di persone assistite, una cinquantina per dipendenza dal gioco, quasi 400 per dipendenze dalle droghe, ma addirittura 478 per dipendenza da alcol. Il 79% sono uomini e le fasce più colpite sono quelle comprese tra i 30 e i 39 anni, i 40 e i 49, i 50 e i 59, ma fa impressione che ci sia anche un 1% di minorenni. Nel primo semestre del 2025 i ricoveri sono stati 42 e se in provincia di Belluno si fuma meno che in Veneto, però si beve di più e quasi un bellunese su 3, pur non avendo dipendenze vere e proprie, fa uso di alcol in maniera scorretta. I dati del consumo ci dicono ad esempio che come in realtà tutta la regione Veneto c'è un consumo eccedentario, diciamo così, di alcol superiore alla media nazionale. Mentre ad esempio rispetto al fumo siamo a un livello inferiore di fumo di tabacco non solo rispetto alla media del Veneto ma anche alla media nazionale. Preoccupa più l'alcol o preoccupano più le dipendenze da sostanze? Anche l'alcol è una sostanza ed è una sostanza facilmente accessibile perché è legale e c'è una cultura dell'alcol nella nostra provincia di Belluno particolarmente affine a questa sostanza e con una minore percezione dei rischi.